Sul sintetico del Pietro Gangemi si gioca la 16ª giornata del campionato regionale Under 14. Il Torregrotta vuole proseguire nel solco della continuità dei risultati dopo la bella vittoria per 0-2 in casa della Vivi Don Bosco. L'avversario di giornata è Don Peppino Cutropia, reduce dal KO casalingo pesante per 8-0 contro la New Eagles. Arbitra la partita il signor Francesco Herrera, le formazioni entrano in campo. Il Torregrotta si schiera con Natoli, Venuto, Parisi, Sidoti, Trio, Larnè, Miceli, Lizio, Frisenda, Bonaffini e Gringeri. Partiamo allora col film del primo tempo con le immagini a cura di Francesco Morabito. Dopo appena un minuto Bonaffini manca il gol di un soffio dopo 2 di gioco. Frisenda arriva dal fondo sulla destra e crossa per Gringeri che firma facile di testa il gol del vantaggio. Al terzo ancora il Torregrotta a spingere con Frisenda che va da solo e mette dentro il gol del 2-0 in diagonale. Quinto Torregrotta, Lizio mette il pallone dentro, ancora Gringeri che riesce a liberarsi con questo piattone che finisce alle spalle del portiere. Al sesto conclusione da parte di Bonaffini, termina però al lato, minuto 7 il Torregrotta cala anche il poker in questo match. Frisenda cerca in area di rigore Bonaffini che finalmente trova la via della rete con un tocco di ginocchio sotto porta. Al decimo aumentano le distanze, Larnè cerca per vie orizzontali Lizio, non esce nessuno dalla difesa. Lizio allora con questo destro riesce anche a scavalcare l'estremo difensore a fare 5-0, 13° angolo. Gringeri in area di rigore la stoppa, si gira e realizza il 6-0. Un quarto d'ora di gioco, sono addirittura 7 le marcature che dividono le due squadre perché Larnè cerca e trova Frisenda che si presenta davanti al portiere e lo batte con questo piattone. 16°, non si ferma il Torregrotta. Gringeri ruba il pallone a sinistra, riesce a servire in mezzo per Frisenda ma il portiere riesce anche a sventare questo pericolo, poi la difesa allontana. 17° Torregrotta, angolo di Frisenda, arriva Parisi che riesce anche in questo caso a tenerla giù per poi scaricare col destro violento l'8-0. Al 18° entra Vella nel Torregrotta. Al 21° Bonaffini salta un avversario al limite dell'area, poi c'è confusione in area di rigore, la difesa non libera, Bonaffini punisce tutti con il gol del 9-0. Al 25° è sempre Bonaffini che riceve il pallone ai 22 metri, prova a defilarsi, scarica il destro sotto il portiere e il gol della doppia cifra del Torregrotta. Siamo sul 10-0 ma al 29° c'è un calcio d'angolo che finisce all'Arnè. Di prima intenzione realizza l'11ª rete dei padroni di casa rossoblu che al 33° fanno anche 12, venuto dalla destra per Vella che la gira sul primo palo. Finisce così il primo tempo al Pietro Gangemi. Il Torregrotta conduce addirittura 12-0 sul Don Peppino Cutropia. Al 35° c'è un cambio in casa Torregrotta, è entrato Magauda. Allora inizia la ripresa al 36° con Gringeri che mette per l'Arnè, troverebbe il gol, viene segnalato fuori gioco dal signor Herrera. Minuto 37, Torregrotta, Magauda fa tutto da solo, parte dal centrodestra, passa in mezzo a 3 avversari, Magauda con il destro sul palo più lontano, bello il 13° gol del Torregrotta che al 40° fa 14 con Vella che si ritrova davanti al portiere e lo batte con questo tocco preciso. Minuto 50, non si ferma il monologo torrese con il pallone che finisce a destra, il cross dal fondo e per Gringeri che la gira. 15-0, 50° la conclusione, la prima di Magauda, poi la sfera arriva in area di rigore ancora a disposizione di Vella che riesce a trovare la coordinazione per il mancino che vale il 16-0. 53° Torregrotta col pallone lungo per Sidoti che brucia la linea difensiva avversaria e si proietta verso la porta, ancora Sidoti che lascia poi la conclusione a Vella che a porta vuota si divora letteralmente il possibile 17-0. 55° Magauda prova l'inserimento in area di rigore e arriva anche la massima punizione per il Torregrotta dal dischetto Vannatoli, eccesso di presunzione tra i torresi, la mette alta il portiere. Al 60° entrano Amato, Giannone, Genovese e Citta. Al 62° il Torregrotta col pallone in zona Gringeri va a concludere dal limite dell'area, colpisce però il palo esterno. 64° ancora e sempre solo Torregrotta, Citti va a concludere, colpisce il palo, poi Vella avrebbe l'occasione per ribadire in rete ma la mette alta. Al 67° cambia ancora il risultato, arriva una conclusione di Amato che colpisce letteralmente Magauda, pallone per Genovese ed è 17-0. Al 70° l'ultima chance vale anche l'ultimo gol, conclusione di Gringeri che resta lì e allora Amato a fare 18-0 e a mettere il punto esclamativo sulla partita. Finisce così infatti al Pietro Gangemi il match tra Torregrotta e Don Peppino Cutropia. Amici di Wisport, un cordiale saluto e come sempre alla prossima.